Sono 50.000 gli appassionati di scacchi in Veneto. A stimare il numero il presidente della Federazione Italiana Scacchi, Tino Testolina, partecipando all'evento di consegna della stella per i 10 scudetti di obiettivo risarcimento scacchi e per l'arrivo della Coppa Europa in Italia che il team padovano ha per la prima volta portato nel nostro paese. Le 30 società del Veneto sono disseminate un po' in tutto il territorio. Non c'è provincia in cui manchi una squadra. Certo, alla regione mancava una società come obiettivo risarcimento che si prendesse a cuore questo sport e lo volesse lanciare come giustamente secondo noi si deve fare. Per cui io auspico che non nel Veneto ma in Italia ci siano 40 società come obiettivo risarcimento e che ovviamente si rivolgano non solo come hanno fatto adesso anche a giocatori stranieri, ma che possano curare il vivaio italiano che secondo me, se ci crediamo, insieme ovviamente alla Federazione Scacchistica Italiana, società come obiettivo risarcimento potrebbero veramente avere successo in Europa. Dalla mia esperienza, spiega appunto Testolina, in tutte le manifestazioni scacchistiche posso dire che in Veneto come appassionati arriviamo a circa 50.000 persone. Se poi andiamo a vedere chi effettivamente partecipa ai tornei andiamo sui 1.300 iscritti all'FSI, ma già nelle scuole i nostri istruttori insegnano a circa 15.000 ragazzi. Dalla mia esperienza e dai giri che io sono presente in tutte le manifestazioni scacchistiche o quasi tutte, insomma, ecco. Posso dire che come appassionati ci siamo messi una volta a livello di comitato regionale a discutere, possiamo dire che arriviamo a circa 50.000 persone che giocano a scacchi nel Veneto. Se poi andiamo a vedere chi effettivamente si mette in gioco sulla scacchiera nei tornei, allora il numero cala vertiginosamente e andiamo sui 1.200-1.300, che sono gli attuali iscritti alla Federazione Scacchistica Italiana. Però già nelle scuole i nostri istruttori insegnano a circa 15.000 ragazzi, diciamo questi anni qui, l'anno scorso, quest'anno. Se poi noi vogliamo valutare l'eccellenza, e allora in questo caso dobbiamo vedere società come obiettivo risarcimento che si prendono a cuore questo sport e lo vogliono portare avanti. È stata una cavalcata trionfale, spiega Cristiano 40, capitano del team Obiettivo Risarcimento. Siamo riusciti a vincere tutti e 7 gli incontri previsti, che è una cosa che capita veramente di rado a questi livelli. Quest'anno è stata veramente una cavalcata trionfale, siamo riusciti a vincere tutti e 7 gli incontri previsti, che è una cosa che capita veramente di rado a questi livelli, e poi ancora di più visto che c'erano andati vicini così tante volte, ma senza mai portare a casa la coppa qui accanto a me. Devo dire che quest'anno è stata veramente una soddisfazione immensa. La passione per gli scacchi, spiega Paolo Simioni, AD di Obiettivo Risarcimento, ci è venuta perché fin da piccoli si giocava, anche se certo non a questi livelli. In Montenegro siamo riusciti a vincere tutti e 7 gli incontri previsti, che è una cosa veramente rara. Noi abbiamo affiancato questo tipo di attività all'inizio, diciamo, amicizie, e anche i nostri imprenditori ci chiamavano pazzi, perché se è difficile destinare un budget a un'attività sportiva importante come il calcio, il tennis o altro, figuriamoci destinarla ad uno sport minore, forse il più minore dei minori. Ma devo dire che questo ci ha portato questa enorme soddisfazione, dopo tutti questi anni, 10 scudetti e una Coppa dei Campioni. Il presidente di Obiettivo Risarcimento, Roberto Simioni, ha alzato con il team la coppa davanti a tanti appassionati a Padova. Una grossa soddisfazione per noi e per il mondo degli scacchi italiano che, come vedete, è rappresentato da un'importante compagine di appassionati in Veneto. Straordinaria, anche perché vissuta fino all'ultimo secondo, fino all'ultima mossa si deve dire, e noi ci tenevamo, anche perché la squadra era stata studiata e calibrata anche per l'opportunità di ottenerla finalmente questa vittoria, sudatissima devo dire, ma meritata, perché le strategie che sono state adottate dal capitano e anche la tattica prima del gioco ha previsto di allineare nelle scacchiere delle personalità anche non propriamente note nel mondo degli scacchi. Noi li seguiamo da molto tempo, abbiamo visto dei campioni in fasce esordire a livello mondiale, e mi riferisco ad esempio a quello che è stato il numero 2 a livello mondiale, Caruana, che con noi poi è cresciuto, ha visto nascere il proprio talento,
Ogni campione, perché in effetti sono dei campioni sportivi queste persone, sono delle star, delle piccole star che girano in tutto il mondo, sono dei professionisti e ognuno di essi con delle peculiarità e quindi trattati proprio come dei VIP da parte nostra. Uso queste immagini per definirli, loro hanno delle genialità, delle menti ampie che fanno una battaglia nell'angusto spazio rappresentato dalla scacchiera. Questo non è facile, ogni battaglia è una vera battaglia, c'è chi ha definito gli scacchi come uno sport non violento, ma il più violento dei non violenti, nel senso che termina con la morte scacchistica dell'avversario e questo per far capire qual è il livello di difficoltà. Ovviamente più si va alti e più diciamo, la competizione richiede uno sforzo enorme.